si ripropongono nel rapporto fra Regione e Comuni. Ecco, lei Presidente Tamai come vede questo piano sociosanitario e qual è il tipo di lavoro che state affrontando nella conferenza dei sindaci? Sì, allora io innanzitutto vi ringrazio per avermi invitato a questa conferenza. Allora noi come conferenza dei sindaci, naturalmente quello della riorganizzazione ospedaliera è uno dei argomenti più dibattuti in questo periodo. Allora io per lanciare un attimo alcuni dati che ci possono far riflettere, vorrei dire in maniera particolare 3 dati che mi hanno colpito quando ho cominciato a cercare di capire lo stato della nostra azienda. Allora il primo dato è che noi abbiamo dei malati che escono dal nostro territorio e quindi cercano prestazioni fuori dal nostro territorio per 65 milioni di euro. Quindi noi paghiamo come azienda San Donato Portogruaro, azienda 10, 65 milioni di euro a altre aziende sanitarie, perché abbiamo dei malati che non trovano risposta nel nostro territorio. Il secondo dato importante, secondo me, è che l'azienda spende circa 2 milioni di euro all'anno per mantenere efficienti le attrezzature. Il terzo dato è che in bilancio dell'azienda ci sono solamente 3 milioni di euro di ammortamento di attrezzature. Questo cosa significa? Che in questi anni l'azienda non era in grado di investire in attrezzature. Naturalmente questo comporta anche una non efficienza e comporta che molti malati del nostro territorio cercano risposte al di fuori dei nostri ospedali. Quindi io partirei soprattutto da questi dati. Come avete visto dalla presentazione è previsto un ospedale di riferimento che nel nostro caso sarebbe l'ospedale di Mestre e un ospedale di rete che potrebbe essere un ospedale unico oppure un ospedale unico suddiviso su più sedi, su 2 sedi. La conferenza sta dibattendo su questi argomenti. Secondo me in questo momento la conferenza dovrebbe aprire un dialogo con l'azienda. Infatti dall'ultima conferenza abbiamo concordato che adesso prima di Natale faremo un incontro con l'azienda in maniera da capire meglio quali sono le loro esigenze e noi come politici diremo le nostre. Però quello che auspico in questo momento è che ci sia da parte della conferenza la volontà di trovare un accordo su quello che vogliamo sul nostro territorio. Perché se noi abbiamo ognuno che cerca in qualche modo di andare per conto proprio, sicuramente perdiamo anche della forza politica. Quindi bisogna ridare alla conferenza dei sindaci quel ruolo politico in maniera tale da incidere sulle scelte anche della regione sul nostro territorio. Perché se non decide il territorio, e questo l'ha detto l'assessore Colletto, lo deciderà la regione, il destino dei nostri ospedali. Noi come conferenza dei sindaci abbiamo, con la vecchia presidenza, fatto un documento dentro il quale il territorio sceglieva di avere un ospedale unico suddiviso su 2 sedi, quella di San Donato di Portogruaro, e dopo un certo ragionamento per quanto riguardava l'ospedale di Jesolo. Ecco, questo è stato il primo passo da parte della conferenza, però adesso dobbiamo farne altri. E quindi il messaggio che io ho dato alla prima conferenza che ho fatto, che ne ho fatta una perché sono stato eletto da pochi mesi, è stato quello di invitare i sindaci a concordare una linea comune per il territorio. E ritengo che questo sia la cosa più importante, perché noi abbiamo di servizi e anche del personale, secondo me molto valido. Io ho avuto un'esperienza personale che mi ha portato a stare, faccio un esempio, potrei farne altri, al pronto soccorso di Portogruaro dalle 6 di sera all'1 di notte. Cosa è successo? A un certo momento cambia il turno, arriva il turno notturno, di notte all'ospedale di Portogruaro ci sono 4 infermieri di turno e un medico e una sola ambulanza. Allora io ho assistito a alcune scene, ad esempio,
4 infermieri con 4 malati in estenteria, malati che avevano alcuni anche malati di tumore, quindi di malattie gravi, che avevano bisogno di assistenza ogni 10 minuti, le sale del pronto soccorso piene. Ci siamo ritrovati con una bambina che era anche seguita dal punto di vista cardiologico, quindi era una bambina che aveva anche una certa gravità, ha aspettato 3 ore perché arriva il pediatra da San Donà. Quindi noi come politica, insieme all'azienda, abbiamo il dovere di decidere sul nostro territorio cosa vogliamo e abbiamo il dovere anche di decidere in fretta. Io è questo che chiedo alla conferenza in questo momento, è questo che chiedo ai sindaci, perché se qualcuno, perché alle elezioni a giugno, preferisce sviare il discorso e dice rinviamo, così intanto io passo le elezioni e dopo quello che si decide non va a influire nella mia campagna elettorale, non è corretto. Bisogna che la politica in questo momento si prenda le proprie responsabilità. I tempi oggi della politica, come sono quelli delle aziende, dell'economia, non sono più i tempi di una volta. Adesso bisogna decidere in tempi stretti e quindi bisogna cercare di lavorare per dare queste indicazioni. Quindi io dico, la conferenza oggi parte da quel documento approvato a dicembre e oggi abbiamo il dovere, nei prossimi giorni, di sviluppare questo documento. Abbiamo già una prima tappa che sarà un confronto con l'azienda e dopo dobbiamo proseguire in maniera tale nel giro di un anno ad arrivare a una indicazione politica del territorio. Poi volevo sottolineare alcuni aspetti che il consigliere regionale, noi come conferenza permanente della sanità abbiamo fatto un documento che abbiamo spedito adesso all'assessore della quinta commissione, dove abbiamo chiesto ad esempio per il centro di ostetricia e neonatalità di poter scendere sotto i 1000 parti, perché ci possono essere delle zone del Veneto dove è impossibile arrivare a 1000 parti, ci possono essere zone particolari come può essere il nostro territorio, che siamo a confini col Friuli, dove abbiamo il Friuli che diciamo dal punto di vista sanitario nei nostri confronti fa una politica abbastanza aggressiva, perché se noi prendiamo appuntamento al San Giorgio nel giro di una settimana, se chiamano da Taglio Veneto me lo danno, se chiamano da Cordovado lo fanno aspettare 2 mesi e questo è un significato importante. E quindi noi come conferenza permanente della sanità, che è rappresentata praticamente da tutti i presidenti della conferenza dei sindaci del Veneto, una delle istanze che abbiamo fatto alla regione è scendere sotto i 1000, soprattutto per quanto riguarda i centri di neonatalità e ostetricia. Abbiamo chiesto anche che ci sia una maggior collaborazione, noi abbiamo chiesto che dovrebbe essere una delega unica per quanto riguarda la sanità e il sociale, perché in questo momento noi non possiamo avere un assessore che pensa del sanitario e l'altro che pensa del sociale. Ormai le due cose sono integrate, perché come diceva prima il consigliere, ci sono delle situazioni che abbiamo dei pazienti ricoverati in medicina che potrebbero essere benissimo assistiti anche in case di riposo con due costi completamente diversi, e questa è la razionalizzazione della spesa. Quindi secondo me una valutazione in questi termini oggi la dobbiamo fare. Come politica abbiamo il dovere di lavorare, abbiamo il dovere di decidere e abbiamo il dovere di portare avanti le esigenze del territorio e soprattutto avere davanti a noi come concetto principale e come punto di riferimento il malato. Ecco, io penso di aver lanciato alcuni possibili riflessioni e non porto via ulteriore tempo perché così sentiamo anche gli altri e abbiamo modo dopo di discutere. Grazie.